Bene, sono sorpreso, devo dire, di questo ristorante segnalato come al solito dalla guida Mission, di cui ci fidiamo ormai ciecamente, anche se ci sono dei parametri, delle cose che effettivamente un po' indispettiscono gli chef, come non so, i tavoli tondi, queste cose qui per prendere la stella Michelin. Vabbè, però insomma, ogni cosa ha le sue caratteristiche, chiaramente le sue esigenze, e quindi eccomi anche a Spoleto, dove sono utili questi indirizzi della Guida Mission, perché è inutile correre sempre dietro le stelle. Ci sono poi anche gli indirizzi dove poi oggigiorno, diciamo, lo dicono a Roma, dicono se magna, cioè nel senso che al ristorante è chiaro che ci si va soprattutto, ecco, per mangiare, ecco, quindi magari sei fuori porta, sei fuori casa e chiaramente devi fare breakfast, devi fare lunch, devi fare chiaramente dinner, gli orari appunto prestabiliti, e quindi chiaramente come dire, metti da parte la cosiddetta esibizione degli chef, dove magari sì, ci si va una volta l'anno per certe, no? Certe, esatto, anche insomma, il matrimonio è sempre stata un'esperienza gastronomica, se vogliamo, ecco, no? Senza bisogno ecco, di adeguarsi, come abbiamo visto negli ultimi tempi in molti ristoranti. Quindi bene, sono felice di essere qui con la famiglia Tomassoni, giusto? Tomassoni, ecco, che è anche il cognome da signora della cuoca, che è qua con noi insieme alla famiglia Tomassoni, sarebbe la moglie, la mia mamma, sì. La mamma, quindi moglie del papà, sì. Del papà che il signore ha appena conosciuto. Quindi bello poi tra l'altro qui in Umbria vedere che ci sono più generazioni, c'è ancora il papà in forma, perché molto ovviamente il lavoro poi, no? Sì. Gratifica e quindi rende vivi, no? Ecco, quindi ecco, bene, questo ottimo, e quindi complimenti, perché io che poi, come dire, ho dedicato parecchio del mio tempo e spero di continuare in futuro, anche se mi sono dato lo streaming, ecco, quindi guardo gli spettacoli, le opere liriche, molte provenienti dal Festival dei Due Mondi, e quindi chiaramente frequento un po' meno, però sono venuto per Jean-Paul Gaultier, non so se ha lasciato il segno o ho alloggiato qui, perché, esatto. Quindi vi ricordo che l'ultimo spettacolo è stato appunto quello, è stata una cosa unica per Spoleto, che altrimenti si poteva vedere solo al Lido di Parigi, uno spettacolo veramente incredibile, non so se è stata occasione, perché è molto in sintonia, devo dire, con l'Hotel Il Tunno, ecco, che devo dire dal nome non pensavo fosse così glamour, e adatto anche a persone che cercano, come vedete io tento di fare, di mantenersi sempre giovane, insomma, ecco, vedo che molte clienti, insomma, qui che ho incontrato adesso alla reception, in effetti, quindi si mantengono molto bene, grazie anche, secondo me, anche a questo festival. È un festival talmente importante, poi grazie a Rai Play vengono fuori queste opere di Menotti che lui, non so, dirigeva, ma anche scriveva, ecco, sono storie che sono partite appunto da di qui, quindi balletti incredibili, grandi ballerini, Nureyev, cioè nomi, Boris Bikov, cioè delle cose incredibili, e quindi è chiaro che la città appunto ne gode in questo senso, e quindi forse abbiamo trovato il posto giusto, che anche come albergo e anche come ristorante, mi sembra di capire, vista la popolarità di questa cuoca, della mamma, in America. Ecco, nasce dal un episodio del 2008, che abbiamo fatto un gemillaggio con un ristorante La Spiaggia, condotto dallo chef Tony Mantuano, e in quell'occasione noi abbiamo proposto gli strangozzi, che è la pasta tipica di Spoleto, con una variazione, quindi non era febbraio, una variazione con una carbonara di asparagi e tartufo. Carbonara con asparagi e tartufo, o con carciofi e tartufo. Si aggiungeva alla ricetta della carbonara anche lo strangozzo classico, il rosso, un pomodoro leggermente piccante. Invece questa è una variazione invernale fatta in questo ristorante, dove poi questo chef a New York, dove? a Chicago,
dove questo chef Tony Mantuano ha ripreso questa ricetta e l'ha inserita nel suo menù di questo ristorante stellato che sta a Chicago, si chiama La Spiaggia, alla Madison Avenue. E Michelle Obama, che era solita andare in questo ristorante, a frequentare questo ristorante, nel giorno dell'election day, quindi della vittoria delle elezioni di Obama, per festeggiare appunto questo grande evento, ha inserito nel menù dei festeggiamenti gli strangozzi di Spoleto. E quindi da lì è nata, diciamo, questa... trattandosi di Michelle Obama, immagino che abbiano tolto comunque la parte di carne che c'è nella... No, non c'è carne, perché era una carbonara fatta fatta invece che con il guanciale, con l'asparagio. So che Heinz Beck ha dovuto fare un'eccezione togliendo, insomma, che però, come dire, è un po' come dire che si conferma un po' la regola. Ecco, quindi è l'eccezione che conferma la regola, ecco, quindi anzi sono ben guardati, insomma, di proporle in menù, l'hanno fatto proprio per lei, ecco, e per le signore come mia moglie che in effetti non mangiano carne. Bene, perché poi ecco, siamo qui a parlare chiaramente del ristorante, devo dire che il nome del ristorante non è quello dell'hotel, ecco, no. Quindi ecco, scopro ora che c'è questo albergo proprio dietro, tra l'altro, al teatro, dove Teatro Giancarlo Menotti. Esatto, dove vengono rappresentati gli spettacoli più importanti, anche se i balletti in realtà li fanno a Teatro Romano, quindi ecco, sì, però ecco, devo dire, quelle cose che poi si vedono anche in TV, è stata anche una trilogia, tra l'altro da Pontiana a Mozartiana, che è andata subito, penso anche in diretta, tra l'altro, perché molte volte Spoleto va in diretta, ecco, quindi ha questo trade union con la Rai, insomma, con Roma. Concerto finale in Piazza Duomo. Esatto, quindi ha delle chiaramente. Bene, quindi complimenti all'Hotel Clitunno che ha questo appunto ristorante. Non penso, e anche per gli alloggiati, chi dorme qui ha anche la cosiddetta mezza pensione. No, facciamo delle proposte, ma non c'è la mezza pensione, diciamo, un ristorante alla carta dove uno può scegliere anche dei menù degustazione che vengono proposti ai nostri clienti. E quindi noi facciamo del menù del territorio con una particolare attenzione anche ai prodotti di mare, cosa insolita, essendo a Spoleto. San Lorenzo nasce nel 2004, il ristorante è all'interno del Vecchio Turno, che già era di nostra proprietà dal 1968, ma chiaramente fino a quegli anni la ristorazione era riservata ai clienti in hotel. Dal 2004 appunto iniziamo questa strada appunto del ristorante San Lorenzo e siamo appunto aperti agli esterni, un punto di riferimento anche per i clienti locali, cosa che non è stata semplice perché 20 anni fa portare la gente di Spoleto dentro il ristorante di un hotel è stato un po' difficile. Poi il tempo, diciamo, ha dato un po' ragione alle nostre idee, alle nostre proposte e quindi ne siamo molto fieri e felici. Di fianco all'albergo, tra l'altro noi siamo qui nella zona, è il ristorante che questo volendo, ecco, quindi chiaramente nelle giornate, no, di grande occupazione, la bar che diventa ristorante. Ecco che anche vedo c'è la console del DJ, vedo che c'è questo ambiente abbastanza più notturno, non so, verrebbe da dire appunto così, mentre invece ho dato un'occhiata al ristorante in chiaro, perché siamo diciamo più sulle tinte scure, e quindi c'è il nome chiaramente a parte, chiaramente diciamo si entra comunque, si vede la reception. C'è l'ingresso, può essere in diretto al ristorante, c'è un altro ingresso, o direttamente da quindi c'è poi chiaramente l'estate, quindi da giugno in poi si apre la lounge esterna e quindi ci sono poi dopo la parte ristorante che viene fatta in questa piazza, che è Piazza Sordini, che è la piazza diciamo che dà la possibilità tra l'altro di parcheggiare in pieno centro, che io non l'avevo mai notato, ecco, perché poi il grosso problema sia dei teatri che dei ristoranti è proprio dove parcheggiare, trovare il parcheggio, ecco, perché molte volte anche pagando sono tutti pieni, vedi Venezia, ecco, quindi non è una cosa da poco, ecco, quindi soprattutto quando si va magari a provare anche un ristorante, perché magari hai sentito parlare e quindi non ci vai per altre cose, ecco, quindi vorresti ottenere subito. Va bene, quindi direi che allora la specialità l'abbiamo detta,
territorio e mare. No, questo piatto che fanno a Chicago, lo fate anche voi. Certo. Lo facciamo sempre, chiaramente il piatto tipico di Spoleto, quindi non può mancare nel nostro. Nel nostro Poi altre cose? Ma guardi, noi diciamo abbiamo questa ristorazione che sta un po' attenta anche alla stagionalità, quindi adesso per esempio, essendo il periodo di carciofi, ci sono un menù dedicato con carciofi, poi passiamo agli asparagi, il tartufo per esempio è un prodotto tipico della zona, ma in questo momento non rende perché non è un prodotto che esprime la sua qualità dall'estivo, quindi il tartufo estivo da luglio, agosto in poi, per arrivare al culmine al tartufo invernale pregiato che si trova solo a dicembre, gennaio. Quindi in questi mesi qua noi per esempio non utilizziamo il tartufo. Quindi appena finita la stagione come si chiama? Melanosporum uncinatum. Sì, ecco, poi invece quello bianco, Tuber magnatum picco. Sì. Anzi, c'è qualcuno che pensa che il tartufo sia una patata, un tubero, perché tuber che profuma, come dire, può portare fuori strada. Lo diciamo, a me me l'ha detto chiaramente un cercatore, non lo sapevo qualche anno fa, quindi ogni tanto lo ricordo. È un fungo. In effetti. Ecco, invece sul fronte dei vini, visto che io amo il Trebbiano Spoletino, è di qua, vorrei che fosse come certe cose che funzionano, tipo, non so, la veneziana, mi dicono a Venezia non la conoscono, poi magari al bar sotto casa da me in Romagna, invece veneziana o bresciana, l'ho chiesto, Brescia, abbiamo i croissant, abbiamo bombolone. Trebbiano Spoletino, e poi abbiamo chiaramente i bianchi, il grechetto pure, ma l'altra DOC è il Montefalco, qui sui vini rossi abbiamo sia Montefalco che Sarantino, e poi insomma una vasta offerta di vini nazionali e internazionali. Trebbiano Spoletino chiaramente non sempre presente, non può mancare. Quindi, anzi, magari ci sono, come dire, anche un po' tutti i produttori. Sì, vari produttori, vino biologico, vino, insomma, varie specificature. Macerato, io ne ho avuto uno macerato, solo che noi in vini macerati non riconosci più il vitigno. Buono, sì, quanto vuoi, però dopo si perde un po' invece questa caratteristica che lo rende quasi competitivo con quello di siamo sempre in provincia, qui siamo in provincia di Perugia, là siamo in provincia che è l'Orvieto, che è una grande denominazione bianca, che immagino anche qui ci sia appunto in carta. E quindi, se non ci sono altre cose, noi vi salutiamo nella Domenica delle Palme, che non me ne ero reso conto, ma prima mi dicevano che è un giorno importante. Ecco, Pasqua poi chiaramente, sicuramente, cioè il pranzo di Pasqua, no, si fa. Pranzo della tradizione, sì. Ecco, ad esempio, voi cosa proponete nell'edizione 2025? Ma l'edizione 2025 rispecchia un po' quelle che sono le edizioni di tutti gli anni, perché qui c'è la tradizione di utilizzare delle materie prime tipo l'agnello, tipo carciofi, e viene ripetuto insomma sul menù di ogni anno, quindi la gente, diciamo, anche il giorno di Pasqua cerca proprio la tradizione, e quindi lì rimaniamo fermi su quelli che sono i menù e i piatti qui a Spoleto, no? Locali, no, perché a Foligno una cuoca mi dicevo, essendo lei un po' anche marchigiana, ci sarà Vincis Grassi, che sarebbe un piatto però a base di carne, che sarebbe una lasagna, anzi quasi una riduzione come ingredienti della lasagna bolognese, perché nella lasagna c'è di tutto, si fa prima dire cosa non c'è nella lasagna bolognese, perché Vincis Grassi non c'è neanche la besciamella, non c'è latte, però c'è chiaramente tanta proteina con le rigaglie, l'interiora, c'è tutta una ricetta che sarebbe l'ideale appunto a Pasqua. Quindi bene, vi salutiamo quindi dall'hotel Clitunno, chiaramente va segnalato. Io poi mi auguro poi di venirvi a trovare anche in persone durante l'anno, non durante il festival, non mi permetterei mai al mondo, immagino che sarà sempre esaurito, e poi vi aspettiamo dura un mese, sempre un grande piacere a Spoleto. Il festival 3 weekend sono 3 weekend. 15 giorni, dal fine giugno al 15 di luglio più o meno. Ecco qua.